Domani alle 15 nell'aula della Camera dei Deputati prenderanno il via le votazioni per eleggere il 13° Presidente della Repubblica. Si arriverà all'appuntamento senza un nome ufficiale, ma queste sono ore concitate di trattative tra i partiti dopo il passo indietro di Silvio Berlusconi. Una situazione di incertezza, ma solo apparente per il politologo Paolo Feltrin, che indica i punti fermi dai quali si partirà. Centrodestra e Berlusconi hanno ritirato la candidatura di Berlusconi e in qualche maniera hanno ammesso che, pur essendo il gruppo più forte in Parlamento, non sono la maggioranza. Il secondo punto, l'idea che è nettamente più spostato a destra di tutti gli altri parlamenti che hanno eletto il Presidente della Repubblica e che quindi bisogna fare i conti con il centrodestra. Terzo punto, che il primo gruppo in Parlamento, cioè i 5 Stelle, non sono più un gruppo unitario in Parlamento. Altrettanto delineato lo scenario dei prossimi giorni. Ormai è chiaro che alle prime 3 elezioni, a meno di novità improvvise, non ci sarà nessun candidato ufficiale. Al momento per Feltrin la figura di Mario Draghi resta l'extrema ratio. Estrema ratio perché pone immediatamente il problema a chi mettere a Palazzo Chigi. A questa seconda è più facile rispondere alla prima domanda chi mettere alla Presidenza della Repubblica che rispondere alla seconda. E allora tutto si deciderà a partire dalla quarta votazione con un'idea, spiega Feltrin, che sta avanzando. L'idea è di trovare un candidato tendenzialmente di area centrodestra potabile per il centrosinistra e i 5 Stelle. Non può essere come nelle precedenti elezioni del Presidente della Repubblica un nome troppo targato di centrosinistra. Quindi non può essere né uno come Napolitano né uno come Mattarella, proprio perché il centrosinistra non ha più i numeri di 7 anni fa. A me pare abbastanza instradata la linea di ricerca del nuovo Presidente della Repubblica.